Allora, torniamo su questi temi anche molto importanti, forse è più competenza sua, le tasse pagate dai pensionati. C'è una slide di supporto che chiede alla regia, al numero 3 da mettere in onda, perché oltre l'80% del gettito IRPEF è prodotto da pensionati e lavoratori dipendenti. Esatto. Questo è il primo dato che emerge. Sì, ecco, io non per non rispondere alla domanda, ma partirei da una premessa, insomma, no? Cioè noi sappiamo, e lo diceva prima Elena, in che condizioni è il nostro Paese e quindi anche gli impegni che abbiamo presi per il futuro. Quindi noi non chiediamo la Luna. Le nostre rivendicazioni riguardano anche l'interesse generale del Paese. Questa è una cosa che bisogna avere ben presente. I pensionati, quando scendono in piazza, non scendono in piazza solo per loro, scendono in piazza anche per un interesse più generale. E noi abbiamo detto con chiarezza che non pretendiamo tutto subito, cioè sappiamo come sono le questioni e quindi partiamo da queste questioni. Al governo abbiamo chiesto poche cose e molto semplici. La prima ne ha parlato appunto Elena, che è quella della legge sulla non autosufficienza, che è una cosa importantissima, perché se noi vediamo qualsiasi analisi socio-economica parte da un dato, e cioè che questo Paese sta invecchiando, invecchia sempre di più, e poi però le politiche non vengono attuate. Allora, cioè anche qui stiamo vivendo una situazione davvero paradossale. L'altra vera questione è la dignità delle persone, dei pensionati, cioè è la rivalutazione delle pensioni. Ormai i pensionati vivono una situazione veramente molto pesante. Sono 7 anni che c'è il blocco, di fatto il blocco della rivalutazione delle pensioni. Ma forse anche di più, secondo me. Dal 2012 che c'è stato il primo grande blocco, insomma. E qui le chiedo una cosa, perché così ci può spiegare meglio. Sui giornali c'era scritto il governo concede la rivalutazione delle pensioni. Adesso arrivavo proprio per modo di spiegare cosa sta cosa. Sì, infatti sono 7 anni, quindi dal 2012, che i pensionati, diciamo, non parliamo delle pensioni al minimo, quindi fino a quelle 3 volte al minimo, cioè fino ai 1.500 euro lordi, che noi siamo riusciti, grazie agli accordi, a far mantenere una certa rivalutazione, ma sono quelle oltre i 1.500 euro lordi. Sottolineo lordi, che vuol dire all'incirca 1.200 euro netti, quindi sono pensioni davvero che uno deve stare attento a come arriva a fine mese, insomma come li spende fino a fine mese. Quindi dicevo, noi abbiamo chiesto una rivalutazione delle pensioni e la risposta non può essere quella del governo della mini rivalutazione. Cosa significa? Sostanzialmente il governo propone sulla fascia quella che sta tra i 1.500 e i 2.000 euro, che attualmente ha una copertura di percentuale del 97%, portarla al 100%. Quindi vuol dire un 3% in più, che stiamo parlando di 40, cioè se noi calcoliamo tra i 1.500 e i 2.000 euro di pensione lorda, il 3% vuol dire che stiamo parlando di 40 centesimi, 50 centesimi al mese, cioè è una cosa che... Non si può parlare di rivalutazione. No, infatti, non è la rivalutazione. Quindi noi chiediamo una cosa diversa, ripeto, pur stando nella premessa, cioè che non chiediamo la Luna. Allora, cos'è che chiediamo noi? Intanto chiediamo che venga ripristinata la rivalutazione precedente, perché si ricorda, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, già il primo Conte aveva modificato, aveva bloccato quella che doveva essere la prima rivalutazione effettuata. Noi quello che chiediamo è che ci sia un'estensione della 14ª mensilità, perché questo porterebbe a tutelare maggiormente le pensioni da lavoro, quelle che sono state costruite dai contributi da lavoro, che sono quelle che stanno in quella fascia lì soprattutto, perché i lavoratori che hanno lavorato, hanno versato 40 anni di contributi e più, stanno in quella fascia lì, cioè che sta tra i 1.500 e i 2.000 euro lordi, e che sono oggi quelli maggiormente colpiti. E quindi noi chiediamo, conoscendo proprio i problemi che ci sono attualmente, che venga estesa questa 14ª ad una parte di loro, poi discutiamo, vediamo al tavolo come, quando, proprio per fare in modo che ci sia, come dire,
una sorta di rivalutazione del potere d'acquisto e, come dire, una salvaguardia del potere d'acquisto di questa fetta di anziani. E se noi guardiamo, c'è una slide che fa vedere, nel Veneto sono un bel numero. Quella del Veneto, infatti, vediamo la slide successiva, dei dati sulle pensioni, esatto, fa abbastanza rabbrividire. 1.417.056 pensioni private. Ecco, questa è la fotografia del Veneto oggi. Allora, 627.596, cioè il 44,3% sono del destinate totale agli uomini, quindi parliamo di pensioni, non di pensionate, non di pensionati, parliamo di pensioni. Il 55,7% del totale, cioè 789.000 rotti alle donne. Sono destinate alle donne, con un importo medio qui che si avvicina agli 1.000 euro lordi per gli uomini, lordi, che è la media. Però anche qui c'è una differenza di genere, cioè che gli uomini hanno una media di 1.300 euro lordi, le donne addirittura di 680 euro, che è una forte differenza. Questo quasi la metà. Perché si riflette dal lavoro, no? Cioè io donna precaria che magari dopo il primo figlio mi sono fermata, poi magari ho ripreso, oppure perché lavoro in settori dove la stagionalità è molto alta e quindi tutto questo purtroppo poi si riflette anche sulla pensione. E questo è anche uno dei limiti che noi abbiamo denunciato su quota 100, perché quota 100, che noi diciamo che va mantenuta fino alla sua scadenza, ha questo grosso limite, cioè non risponde a queste fette di persone che avrebbero più bisogno, cioè alle donne, a chi fa lavori molto pesanti, a chi ha l'alta stagionalità, vedi l'agroalimentare, vedi l'edilizia. Ecco, opzione donna c'era, volevo sapere, protestate tanto, chi ci governa non ha il problema dell'invecchiamento, avranno una pensione che giustificherebbe qualsiasi spesa di badanti e altro. Oddio, questo rientra nella questione, come dire, di chi ci governa, però io vorrei riportare un po' la discussione a noi, perché poi i problemi dobbiamo affrontarli per il grosso delle persone. Allora, se noi riusciamo ad avere, come ricordava bene prima la segretaria generale, cioè noi portiamo a casa una legge sulla non autosufficienza e quindi diamo un grosso aiuto alle famiglie da questo punto di vista e, come dire, ci rasseneriamo anche noi, perché poi anche noi bene o male arriviamo a questo. Incominciamo a estendere, a riportare, a ripristinare un sistema di rivalutazione valido sulle pensioni, cominciamo a ragionare su un'estensione della 14ª che dà ossigeno, come hanno potuto verificare anche negli ultimi 2 anni chi ha avuto l'estensione della 14ª. Beh, io credo che questi siano i ragionamenti concreti sui quali poi lavorare. E poi, per ultimo, come dire, c'è la questione di una vera riforma delle pensioni, che è quello il dato, l'altro grande che riguarda i giovani. Cioè i giovani, noi abbiamo la necessità di garantire un futuro pensionistico e previdenziale ai giovani. E poi c'è tutta la partita appunto delle pensioni, che è l'altra nostra grande richiesta, quindi il terzo punto. Infatti adesso vorrei vedere sia la slide successiva per fasce di reddito e numero di pensioni, oltre 3 volte il minimo, che ci fa capire quali sono i parametri. Eccola qua. Eccola lì, come vedete la fascia che va dai 1.500 ai 2.000 è quella che è anche tra le più pesanti, no? Stiamo parlando, quella è la fotografia del Veneto. Questa quindi a livello regionale, Veneto. Esatto, noi lì stiamo parlando dei pensionati del Veneto, non ci sono quelli sotto ai 1.500 euro, perché appunto sono quelli che stanno dentro alle 3 volte il minimo e quindi hanno avuto fino ad oggi, per carità, poca roba, però bene o male un meccanismo di rivalutazione, di garanzia della rivalutazione c'è stata, mentre invece per tutti gli altri è stata molto parziale, come ripeto, in questi 7 anni. Sulle tasse che pagano i pensionati. Allora guarda, noi allora lasciamo in sospeso così andiamo in pubblicità, perché dopo c'è il riepilogo un po' in generale e devo fare la domanda perché giustamente voi ci scrivete, fate le domande ai vostri ospiti.
l'opzione donna, come dir si voglia, siccome delle signore ci hanno chiesto questo, vi abbiamo qui, chiediamo se è ancora mantenuta in previsione, quindi vi diamo le risposte. Allora, pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme. È previsto che venga prorogata per un altro... adesso ne parliamo, adesso sveliamo l'arcano.